Buonasera a tutti. Per Televediamoci, la squadra numero 1 per questo carnevale di Sciacca 1984. Avete visto le prime immagini di questo carnevale? Un carnevale anticipatissimo nei tempi rispetto al passato, un carnevale che quest'anno è esploso come ci si aspettava già fin dal primo giorno, fin dal primissimo giorno, fin dalle primissime battute. Avete visto, dicevo, il Peppe Nappa, che è la figura tradizionale del carnevale di Sciacca, e adesso la nostra camera vi sta mostrando alcune immagini, alcune maschere, sta cercando di cogliere al volo alcune maschere. Ecco, facciamo spostare un po' alcuni signori. Della Berriera, 150 maschere, Ecco. della storia del carnevale. Ecco il nostro collaboratore Calogero Baldassano, prego. Insalata all'italiana, il carro della Perriera, solo abitanti che abitiamo la Perriera, un carro allegorico e satirico. Carosino, abbiamo 125 elementi, 100 lattughe e 40 pomodori con l'insalata. Il carro più allegorico del carnevale, insalata all'italiana. Ecco, insalata all'italiana, quindi come avete visto il carnevale il carnevale promette bene. Eccolo di nuovo alla carica. Un'anticipazione su questo carro. Il nostro carro Carosino è un carro a sfondo socio e politico, lo ha detto a Telesciacca durante la diretta col simpatico Nucci. Ho detto che il nostro carro si fonda sulla satira sociale e la satira politica. Il nostro copione è tutta una satira a sfondo umoristico e satirico. Tocchiamo i politicanti che ci fanno soffrire. La nostra Sciacca ha dei grossi problemi che devono essere risolti e spetta all'insalata affrontare e risolvere questi problemi. Grazie Carosino. Ci puoi anticipare una battuta sola del copione? Io sogno se chiedo che rimeno l'insalata. Lo Parlamento l'hai unta le mani e faccio cose che gli piacciono a me. Mi volesto e mi avete a supportare, popolo di Pecorona, tutte le partite sono con me e mangiamo sempre in compagnia. Anche con Mancini e con Stornello, come hanno sempre io lo Parlamento. E ora vai a presentare questa bella insalata, vi vai a rimenare. Okay. Grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie per l'anticipazione. Se ci fate un po' di largo, per favore, ci fate prendere quelle immagini. Se ci fate prendere alcune immagini, ecco, come vedete già siamo in pieno clima festaiolo, con tanto di libaggioni che già cominciano ad arrivare. Ecco, è cominciata da qualche istante la sfilata di apertura di questo carnevale, il carro col Peppe Nappa è già partito, adesso cominciano a sfilare i gruppi. Ecco il gruppo dell'insalata all'italiana, come ha detto Baldassano, che parte a seguito del carro. 125 elementi, ormai il carnevale di Sciacca negli ultimi anni ha subito, come avete visto già in passato, una notevole trasformazione ed è diventato da un carnevale per singoli, un carnevale per carri allegorici, ma per singole maschere, si è trasformato in un carnevale per gruppi che sono nati spontaneamente 3 anni fa e che adesso hanno proliferato. Quest'anno saranno un centinaio, si dice, i gruppi organizzati. Ecco, entriamo in mezzo agli insetti. Piero, non ti fermare che si sta cominciando a parlare.
pomeriggio a tutti, seconda giornata di questo Carnevale di Sciacca 1984, una seconda giornata contrariamente a quella di ieri purtroppo falsata dal maltempo, dal freddo e dalla pioggia a tratti cade su Sciacca. Dicevo, sono meno di ieri probabilmente i gruppi, perché non tutti hanno avuto il coraggio di sfidare il freddo e il maltempo di oggi. Comunque eccoli qua, ci sono i ragazzi di Sciacca, continuano a mettere anima e corpo nell'organizzazione, nel portare avanti questa festa di Carnevale. Ecco, un gruppo molto coreograficamente molto valido, questo dei Cavallini. Poi ci sono i giocolieri su bicicletta, poi l'orchestra, le maggiorette, tutti facenti parte della coreografia dello stesso carro. 120-130 ragazzi, ecco i clown. Il carnevale quindi alla Marina oggi e domani. Sciacca 1984, con queste immagini di tantissime ragazze graziosissime, di tantissime vedove allegre, come c'era scritto sul tabellone, di tantissimi principi Danilo. Buongiorno a tutti da questo collegamento particolare per il nostro notiziario in occasione del Carnevale di Sciacca 1984. Un carnevale che è esploso prepotentemente già fin dal primo giorno, esploso in tutta la sua pienezza. È un carnevale che già sta dimostrando di voler diventare un carnevale storico per la città di Sciacca. Questo è un gruppo della scuola media Mariano Rossi, con gli studenti della scuola che marciano e che, come l'anno scorso, avevano ripercorso un po' la storia dell'uomo, anche quest'anno hanno voluto ripercorrere una tappa economico-politica sociale, dando vita a un gruppo della Comunità Economica Europea con costumi di tutti i paesi che compongono appunto la CEE. La CEE, che come vedete è sistemata su un grosso bidone sul quale sono state poste tutte le bandiere, e quindi Italia, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania e poi ancora gli altri paesi che compongono la comunità. Chiude il gruppo della CEE, ovviamente per dovere di ospitalità, il gruppo italiano, che è quello che vedete inquadrato in questo momento. Ecco, questo gruppo si esibisce già in una danza al ritmo di Casa Ciok. Anche questo è un gruppo molto ben curato, direi che a prima vista, a primo acchitto, la prima impressione che si riceve è quella che appunto gli organizzatori dei gruppi mascherati tutto a destra, vedi, chi ha le spalle, tutti spallati indietro. Piero, non ti fermare che ti non stai cominciando a parlare.